Congresso per nulla scontato quello dell'UDC, che per una manciata di voti riconferma segretario Lorenzo Cesa, smentendo i pronostici che consegnavano la segreteria all'ex ministro Gianpiero D'Alia. Alla fine vince la linea della continuità, ma nel segno del rinnovamento garantisce subito il neo segretario, che già pensa ad una squadra più giovane. Quanto al ruolo dell'UDC nella scena politica chiarisce: vogliamo ricostruire la grande casa dei popolari mettendo insieme Popolari per l'Italia, Nuovo Centrodestra e chi si riconosce in quest'area. E sul governo? Non c'è più tempo di scherzare, è il momento del fare, è il momento della concretezza. Noi sosterremo lealmente questo governo, un governo fatto di giovani che hanno bisogno dell'aiuto, e vogliamo essere davvero efficacissimi nel dargli una mano e nel sostenerli lealmente. Piccola contestazione sovrastata dagli applausi al momento della proclamazione. Ora siamo più forti, precisa Cesa, lavoriamo per l'unità del partito, commenta a caldo D'Alia. C'è stata democrazia e passione, dice Pier Ferdinando Casini.